È giovedì sera, sono passate poche ore dal nuovo caso Ristori che scuote la Lega e l'ex consigliere regionale Riccardo Barbisan manda un SMS alla collega di partito Sonia Fregolent. La senatrice è finita nella bufera per aver ricevuto dal comune un rimborso di 240 euro per la spesa dei centri estivi del figlioletto. Barbisan aveva chiesto e ottenuto il bonus INPS da 600 euro per 2 volte, devolvendo la cifra alla Proloco di Treviso. Quel gesto gli costò l'esclusione dalle liste elettorali per le elezioni. Un messaggio di solidarietà, probabilmente quello inviato da Barbisan, che suo malgrado si è ritrovato questa mattina nuovamente sulle prime pagine dei giornali, insieme al nome di Alessandro Montagnoli. Caso completamente diverso per l'ex vicepresidente Forcolin. Il bonus, benché richiesto dai colleghi del suo ufficio, non è mai arrivato perché la procedura non è stata portata a termine. Il Carroccio è in subbuglio per quel gesto di Fregolent difficile da giustificare e rimanda il giudizio al leader Matteo Salvini, vista l'alta carica della senatrice. Torna intanto sulla questione il sindaco Villanova, che non era a conoscenza del fatto che anche il vice sindaco di Sernaglia della Battaglia Jesus Bortolini e l'assessore Vanni Frezza avevano, tramite le rispettive mogli, fatto domanda di bonus comunale. Non avevo assolutamente idea che avesse percepito il contributo. Io sono amareggiato e sono anche un po' stupito delle dichiarazioni fatte in questi giorni. Ieri sera in giunta avevamo condiviso l'accaduto anche del fatto dell'aver percepito il contributo e in modo unanime, insomma, avevamo parlato e non aveva certamente espresso quello che oggi è uscito sui giornali. Appureremo le responsabilità, agiremo di conseguenza. Potrebbe dunque aprirsi un caso politico nella maggioranza. Anche il consigliere comunale che fa il consigliere comunale per 50 euro all'anno, abbiamo tantissime realtà, queste persone non è che non abbiano poi le loro aziende, le loro famiglie eccetera, quindi va fatta anche una disamina sull'opportunità di queste richieste. La senatrice, che ha scelto la linea del silenzio, contrariamente al collega Barbisan, che la sera stessa riferì sul caso pubblicamente, ha fatto sapere tramite conoscenti di aver devoluto la cifra ottenuta all'asilo parrocchiale di Falzè. Il PD è partito all'attacco, liquidando quel gesto di beneficenza come inopportuno. Data la sua indennità da parlamentare, la senatrice Fregolent faccia beneficenza con i soldi suoi e non quelli della comunità. Così Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso.